Signore e signori, buon pomeriggio e benvenuti. Un saluto vi giunge dal Palanselmi di Fabbrica di Roma. Siamo qui per raccontarvi l'ottava giornata della Girone E di Serie B. Calcio a 5, oggi in campo Real Fabbrica e Città di Anzio. Tutto pronto ora per l'inizio della partita con il fischio d'apertura che non tarda ad arrivare. Su Stentella, ancora Morandi. Ora Santomassimo, subito il pallone in avanti. Attenzione al lavoro di Martinozzi. 1-0 del Fabbrica. Martinozzi al quarto di gioco. Col gol che è arrivato poco prima del quinto minuto di gioco. Ora lo stesso Martinozzi che va a recuperare, poi sbaglia il disimpegno. C'è il destro di Nanni. La risposta da parte di Forti. E allora, adesso la palla tra i piedi di Radelli che vuole impostare col suggerimento centrale. Buono il lavoro per difendersi dalla pressione di Rago, poi il pallone che scorre a destra. Attenzione a Nanni, prova a puntare. Nanni sotto porta. Ha provato a riproporre dentro, non ha trovato maglie blu. Attenzione ora alla progressione di Santomassimo. Collo grasso. Intervento provvidenziale. E allora adesso si può andare Radelli dalla bandierina fuori per Silvestrini che riesce ad andare in anticipo, ma col mancino in girata non riesce a trovare i pali. Ha già rimesso in gioco il pallone. Bartolucci vuole verticalizzare, buono il pallone verso Stefanoni che si protegge bene dalla pressione di Musilli, poi sfera che viaggia sulla sinistra. Raccanicchi, attenzione ancora a Stefanoni, attenzione a Bartolucci in leggera difficoltà, riesce a far uscire alla grande. Ora c'è Raccanicchi col pallone, Stefanoni, poi il mancino alto da parte di Crescenzo. Allora adesso è la Città di Anzio ad avere la sfera fra i piedi, ad avere la possibilità di impostare. Attenzione al pallone profondo in verticale con Stefanoni che chiude, ma De Marco raccoglie il destro, rete 1-1. Il gol di De Marco che rimette in equilibrio la partita di De Marco. Ora il corner per il Fabbrica. Attenzione a Santomassimo, si coordina, va col destro, colpisce alla grande con il collo pieno, ma il tiro è leggermente largo. Radelli, il pallone verso Rago che non passa su Santomassimo a regolare la chiusura. Attenzione a Santomassimo, si proietta nella tre quarti avversaria. Stentella dentro palo e poi tutto buono. Incredibile, non è gol. E allora arriva il fischio del direttore di gara, la rincorsa di Santomassimo con la risposta di Lograzio. Marco per la Città di Anzio, adesso è proprio la Real Fabbrica in questi ultimi 2 minuti a volerci provare con il contatto su Stentella, è tutto regolare. Poi attenzione, siamo già dall'altra parte con Nanni, prova ad andare dentro, Rago raccoglie con il pallone proposto in zona Musilli con l'interno, non è riuscito a fare centro da eventuali deviazioni come richiesto da Stentella. Adesso attenzione a Radelli, prova a puntare proprio a Stentella, c'è l'intervento poi forte su Radelli che era riuscito a concludere. Seguiamo il contropiede, Martinozzi, gli sfugge il pallone che poi rimane lì. Martinozzi è 2-1 per la Real Fabbrica allo scadere del primo tempo. La doppietta di Martinozzi e il 2-1 della Real Fabbrica. Arrivano qui 2 fischi da parte del direttore di gara. Si conclude ora il primo tempo fra Real Fabbrica e Città di Anzio. Il parziale è 2-1 per i padroni di casa. Tutto pronto, arriva qui il fischio d'apertura della ripresa dai blu. Con Pissidda vuole verticalizzare, trova bene Silvestrini, numero 9 che cerca un compagno da servire, trova Radelli, poi il pallone ancora dentro per Silvestrini che mette in porta il gol del 2-2. Arriva il gol del 2-2, ora Fabbrica che vuole riportarsi in avanti, Martinozzi però si vede chiudere la linea di passaggio che a sua volta va a chiudere su Radelli, poi il pallone Santomassimo, murato. Bartolucci dalla bandierina, prova ad avvicinarsi Martinozzi con Silvestrini che però deve mantenere la distanza. Ora il pallone proprio per Martinozzi che questa volta scaglia una bomba sull'incrocio. Vedremo quale delle 2 squadre riuscirà nell'obiettivo, il quale soprattutto ci metterà più motivazione. Ora il pallone dentro, Silvestrini si gira, finisce a terra ma non c'è nulla. È regolare l'intervento di Santomassimo. Ora attenzione,
Stefanoni, da Martinozzi dentro e c'è la rete. Bartolucci fa 3-2 per la Fabbrica di Roma. Al quinto della ripresa passa di nuovo il Real Fabbrica, la rete è di Bartolucci, ma non ad arrivare prima di Forti. Continua su un ottimo ritmo, molto elevato, molto intenso il match. Attenzione da Pissidda, si accentra il destro di Pissidda ed è gol. 3-3, Pissidda. È stato Santomassimo l'ultimo a toccare, il gioco riprende. Musilli, attenzione al dribbling, Musilli con la spalla, l'intervento di Forti. Avere la percezione dei giusti tempi di uscita, sempre molto tempestivo. Il numero 1 è riuscito quasi sempre ad accorciare al momento giusto per chiudere lo spazio. Ora attenzione alla conclusione di De Marco, imbeccato da Radelli, ha avuto lo spazio per calciare ma non è riuscito a trovare la porta. Un'ottima opportunità questa per il Città di Anzio. Adesso sono gli uomini di Lucchetti a provarci, Racanicchi però viene chiuso. Attenzione a Musilli dentro da Radelli sul palo. Ancora il numero 13, prova ad alimentare l'azione, il pallone verso Nanni, già eseguito da Santomassimo, Stentella. Si fa vedere ancora Jacopo Santomassimo che prova a tornare da Martinozzi, non riesce a controllare, poi il recupero di Stentella con il mancino da parte di Crescenzo e Radelli completa una chiusura provvidenziale dai piedi con il conseguente fallo laterale già battuto. Rago, Santomassimo da accorciare e poi c'è il destro fulmineo di Nanni sul quale reagisce alla grande Forti e la mette in corner. Real Fabbrica, intanto attenzione al pallone messo dentro, Stentella a salvare, poi sfera che rimane lì e Forti la fa sua subendo anche fallo. Ora Radelli fa scorrere internamente, attenzione all'opportunità, il pallone dentro per Pissidda, Pissidda col destro, incredibile il palo di Pissidda. Ora Jacopo Santomassimo vuole combinare con Martinozzi, riesce a girarsi il numero 9 e a girare in zona Stentella, attenzione a Stentella con il mancino di poco largo sulla destra. 2:30 alla fine, Santomassimo dal corner, Martinozzi e ancora lui, il 4-3 della Fabbrica di Roma. Col pallone che viene raccolto da parte di Musilli, gliela porta via Martinozzi, attenzione a Martinozzi, deve tenere lì il pallone, si fa beffa della pressione, poi la mette dentro per Stentella e 5-3, l'ipoteca della Real Fabbrica. 5-3 col gol che con ogni probabilità varrà i 3 punti, porta la firma di Stentella e arriva proprio allo scadere al 20° della ripresa. Arrivano qui 3 fischi da parte del direttore di gara, il Real Fabbrica passa sulla Città di Anzio con risultato finale di 5-3. E allora siamo qui con Danilo Martinozzi, protagonista e man of the match di Real Fabbrica Città di Anzio. Oggi su 5 gol, 3 l'hai fatti tu, di 2 hai fatto l'assist. Voglio un commento sulla tua prestazione e sulla gioia di questa vittoria. Allora, buonasera a tutti, è stata una partita per noi importantissima, infatti l'abbiamo preparata benissimo durante la settimana perché mo ci permette di lavorare bene la prossima e pensare di finire bene l'anno. E per me è una gioia perché dopo un momento un po' difficile sono arrivati 3 gol, un'ottima prestazione alla squadra e mo già pensiamo alla prossima. E allora adesso siete ufficialmente secondi in classifica. Come cambia la percezione della Real Fabbrica dopo una prestazione di questo livello, la percezione di voi stessi, le vostre consapevolezze, le vostre sicurezze? Intanto complimenti a loro, sono un'ottima squadra. Noi continuiamo a pensare partita dopo partita, dopo un inizio un po' così e così, adesso ragioniamo partita alla volta con la consapevolezza che se entriamo in campo con questa voglia e cattiveria possiamo battere chiunque. E allora un'ultima domanda per Martinozzi, secondo te è stata proprio questa cattiveria e questa voglia che vi ha dato modo di vincere la partita o magari secondo la tua interpretazione dal punto di vista anche tecnico-tattico c'è stata un'arma che vi ha permesso di vincere? Vabbè, sicuramente il mister come tutte le partite durante la settimana le prepara al dettaglio, quindi noi oltre alla voglia e alla cattiveria seguiamo il mister e facciamo quello che vuole e i risultati di quest'ultimo periodo insomma si vedono.
Allora diamo a Cesare quella che è di Cesare, riconosciamo anche il preziosissimo lavoro di Lucchetti. Per me può bastare così, io rinnovo i miei sentiti complimenti a Grazie Danilo mille. Martinozzi della Real Fabbrica ed è tutto, grazie.